Vangelo secondo Matteo, capitolo 25. Parabola del Vergine saggia e stolta. Gesù ricetta ancora questa parabola. O regno dei cieli si può paragonare a 10 vergini che erano asciute per l'incontro sposa, portando in mano loro una cannella e olio. 5 che erano senza cervello e 5 invece erano abbassate a dritto. Che le 5 vergini senza cervello pigliarono le cannelle, ma non portarono insieme con loro l'olio. Che la di 5 vergini invece, che erano a dritto, insieme con la cannella, portarono insieme con loro pure una bottiglietta di olio. Proprio perché o sposa trigava a venire, tutte quelle 10 vergini pigliarono sonno e si addormentano, tutte quante insieme. A mezzanotte si sentette uno strillo. È arrivato lo sposo, io ti incontro lo sposo. Subito che le 10 vergini si sciatarono e presse, e ognuno di loro ha cominciato a preparare la cannella soia. Che le 5 che tenevano poco sale in dei chiocchi, veramente preparavano la cannella a loro e se ne adunavano che l'olio in da cannella stava quasi per finire. E ricettano subito al lato: rateci un po' di olio vostro, perché le cannelle nostre si stanno studando. Che le 5 invece, che erano più a dritte, ricettano a loro: ci dispiace, perché pure per noi l'olio avasta giusto. Se noi diamo poco pure a voi, va a finire che rimaniamo noi pure e voi quelle cannelle studate. Perché non uscite fuori e veiate a accattare un po' di olio in una bottega? Veramente che le 5 erano asciute per si accattare l'olio, arrivai lo sposo. Che le 5 vergini che erano a dritto trasettero insieme con esse in da camera lo festino, insieme a tutte imitate, e a porta che la camera fu inserrata. Più tardi arrivarono pure che la di 5 e trovarono la porta inserrata e cominciarono a luccare forte fuori la porta dicendo: Signor, arapice. Ma chi le rispondette dicendole: vi posso assicurare che non vi conosco, perché essere che pure a voi state sempre sciatate, perché non sapete né il giorno e né l'ora. La parabola retaliente. O regno di Dio sarà proprio da così. Non mi avete partire per un viaggio assai lungo, chiamai servo suoi e consegnai in mano loro il denaro suo. A uno consegnai 500 monete d'oro, a un altro 200 e a un altro 100, tenendo conto dell'abilità di ognuno di loro che avevo portato. Il servo che aveva avuto 500 monete d'oro jette subito a sistemare il denaro in un sciamottolo assai rosso e subito si acchiettai a 500. La stessa cosa facette pure quello che aveva avuto 200 monete d'oro e mettette pure queste in un buono sciamottolo e fu capace di buscare a 200. Invece quello che aveva avuto solo 100 monete d'oro scappai una fossa in terra e là dentro nascondette il denaro del padrone suo. Dopo parecchio tempo, il padrone che gli serve tornai a casa e chiamai uno a uno tutti chi gli serve che avevano avuto chi denaro, perché avevano a rendere conto a esso come l'avevano fatto trafficare. Se facette innanzi a chi che aveva avuto 500 monete d'oro e lo consegnai a 500, dicendo: Padrone, tu mi avevi consegnato 500 monete d'oro e beh, sono stato capace e ne ho buscato 500. Bravo, servo buono e fedele, le ricette il padrone. Si state farelle rinda una cosa di poco conto e io raggio potere in coppa a cosa assai più grossa. Vieni a pigliare parte che la prezza insieme con me che rinda a casa mia. Poi si facette innanzi quello che aveva avuto 200 monete d'oro. Eppure questa la ricetta: Signor, tu mi avevi consegnato 200 monete d'oro e ne hai già acchiettato nati 200. Bravo, servo buono e fedele, la ricetta che lo padrone. Si state farelle renda una cosa di poco conto e io raggio potere un coppia cosa assai più grossa. Vieni pure tu a pigliare parte che la prezza lo padrone tuo. Per ultimo si presentare quello che aveva avuto solo 100 monete d'oro e le ricette. Padrone, io sapevo che tu sei un uomo tosto e pretenzioso, che sei capace di mettere pure là a donune semenate e sei capace di vendicare pure là a donune faticate. Io per paura so chiuso a nascondere sotto la terra il denaro tuo.
E un viccan, mo te voglio restituire. Servo infame e sfaticato, rispondette il padrone. Tu sapevi che sono capace a raccogliere pure là dove non aggio semminato e venire pure là a dove non aggio faticato. Perché non ne buttate i denari miei in una banca? A così quando sarei tornato avrei potuto pigliare i denari miei con interesse. Lavate la mano che li 100 monete e ratela a chi che ne tiene 1000, perché a chi sarà rata e più e sarà rinda a razza. Ma chi non tiene niente sarà lavato pure che lo poco che tiene. E a chi serve sfaticata, buttatela fuori, rinda oscurore e lasciatela là a chiagnere come non risparate per tutto il resto della vita sua. O giudizio universale. Quando figlio e l'uomo verrà rinda una roglia sua e tutti gli angeli suoi saranno innanzi a essa, tanto si assetteranno coppo trono la roglia sua. E innanzi a essa saranno uniti tutti i popoli della terra. E essa sparterà l'una a tutti i lati, proprio come il pastore sparte il pecore in mezzo ai crapa, e metterà il pecore ritte soia, e crapa mangina soia. Tanto il re dicerà a tutti quelli che stanno alla ritta soia: venite, voi che siete stati ben ritti rubate mia, e trasite rinda a chi lo regna, che è stato preparato per voi, a quando è stato creato questo mondo. Perché ha già avuto fame e mi avete dato a mangiare, ha già avuto secca e mi avete dato a bere. Era forestiero e mi avete accovato rinda a casa vostra, era a nuore e mi avete vestuto, era malato e siete venuti a trovarmi. E tutti quelli giusti risponderanno: ma quando mai ti abbiamo venuto morto e fame e ti abbiamo dato a mangiare, morto e secca e ti abbiamo dato a bere? Quando ti abbiamo incontrato come un forestiero e ti abbiamo accovato rinda a casa nostra? O a nuore e ti abbiamo messo una veste in cuore? E quando ti abbiamo venuto malato, o rinde il cancello e ti siamo venuti a trovare? Rispondendo il re diceva allora: io vi posso assicurare che ogni volta che avete fatto questa, uno solo di questi frati miei più piccirilli, è come se l'avesse fatta a me. Poi dicerà a tutti quelli che stanno a mangina soia: arrasate vananzi a me, maleditta, iate venire in il fuoco eterno di casa riavola. Ha preparato per riavola e per tutti l'angelo suoi. Perché ha già avuto fame e non mi avete dato a mangiare, ha già avuto secca e non mi avete dato a bere, era forestiero e non mi avete accovato in da casa vostra, era malato, era aiutato a finire in a un carcere e voi non mi avete fatto una visita. Eppure loro, chi ne meraviglia rispondendo dicendo: Signore, ma quando mai ti è venuto morto di fame, morto di secco, o forestiero, o a nuoro o malato o in galera, e non ti abbiamo aiutato? Ma issa pure allora risponderà dicendo: io vi posso assicurare che ogni volta che non avete fatto questa, una sola di tutti questi frati miei più piccirilli, voi non l'avete fatta a me. A così tutte infame saranno buttate per sempre in da casa riavola e tutte giuste invece saranno accolte per sempre in da vita eterna.